Eccoci cari telespettatori, allora un altro spazio, un altro approfondimento con un nostro ospite, un nostro esperto che ci fa molto piacere avere collegato qui con noi perché logisticamente si trova un po' lontano a Milano, il professor Alessandro Miani, ben arrivato qui con noi, presidente SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale. Grazie professore. Grazie a lei, una buona giornata ai suoi ascoltatori. Allora, con il Presidente avremo tantissime questioni da affrontare perché purtroppo le ripercussioni dei cambiamenti climatici, degli inquinamenti in generale, atmosferico e non solo, sono a tutto campo, riguardano la nostra salute, riguardano l'ambiente, riguardano tanti aspetti. Poi c'è anche l'altra questione che secondo me è molto interessante da affrontare per il risparmio energetico, un potenziale risparmio energetico e l'estensione dell'ora legale per la quale la Società Italiana di Medicina Ambientale sta facendo anche una raccolta firme e quindi anche questo è importante raccontare. Allora, Presidente, la prima cosa che mi sento di chiederle è di affrontare il cambiamento climatico con gli impatti sul territorio e quindi questo disastro ambientale, a volte prevedibile si può dire perché sembra che sia fosse anche prevedibile, questo evento estremo nelle Marche con conseguenze dannosissime ma anche catastrofiche, ci sono state delle vite che si sono sacrificate. Che cosa è dovuto tutto questo? Beh, guardi, allora l'evento specifico che è avvenuto nelle Marche è un evento considerato raro e anche di difficile previsione. Però c'è anche da dire che il territorio marchigiano era già stato interessato 8 anni fa da un evento estremo molto simile a questo e nulla da allora è stato fatto, nonostante ci fosse pronto un piano già finanziato per mettere mano a questo fiume Misa che è esondato causando morte e distruzione. Però questo evento rientra in quelli che stanno diventando sempre più frequenti e che riguardano gli effetti del cambiamento climatico che noi stiamo iniziando a toccare con mano e che purtroppo le generazioni future vivranno appieno. Cambiamenti climatici che sono dovuti principalmente a una eccessiva emissione in atmosfera di anidride carbonica e di altre sostanze climateranti. L'anidride carbonica in particolare è pericolosa perché ha una lunga persistenza in atmosfera, fino anche a oltre a 1000 anni, e quindi una volta che è stata immessa in eccesso è difficile liberarsene, mentre altre sostanze come le polveri, il metano e l'ozono hanno una persistenza minore in atmosfera, però sempre incidono negativamente sulla salute da sole e poi sono un acceleratore dei cambiamenti climatici. Quello che bisognerebbe fare in Italia è innanzitutto licenziare a livello di governo un piano di adattamento ai cambiamenti climatici che l'Italia non ha ancora, a differenza di molti altri Stati europei, o perlomeno il piano c'è, è stato scritto, è stato aggiornato l'ultima volta nel 2018, è disponibile sul sito del MITE, il Ministero della Transizione Ecologica, ma è in un cassetto, ecco, nessuno ha deciso né di finanziarlo né di metterlo a regime a livello nazionale, sarebbe estremamente utile. Ma perché non se ne è percepita diciamo così, il pericolo delle conseguenze? Perché è troppo oneroso dal punto di vista attuativo o vabbè, per ragioni imponderabili di carattere politico? Ma guardi, io penso che fondamentalmente l'Italia, ma non solo sugli effetti dei cambiamenti climatici, dissesto idrogeologico e via dicendo, sia un paese dove storicamente si naviga a vista e si rincorrono le emergenze invece che prevenirle. Su questi temi investire in prevenzione costerebbe nettamente meno che non spendere dei danari per le ricostruzioni o per appunto tutto ciò che deriva anche a livello di salute umana da questi effetti nocivi dei cambiamenti climatici. Però è una questione di scelte politiche, l'Europa su questo è ben indirizzata, ha indirizzato bene gli Stati membri, ripeto, l'Italia purtroppo non è ancora sul binario corretto e ci auguriamo che il prossimo governo voglia veramente metterla su un binario corretto perché rischiamo
di arrivare tardi anche da questo punto di vista, e i danni sono sì per la salute a tanti livelli, ma saranno anche danni estremamente pesanti per l'economia del Paese, per il mondo industriale e imprenditoriale del Paese. So che in Veneto questi sono temi molto sentiti e quindi insisto su questo punto, perché davvero ogni euro che noi investiamo in prevenzione sono molti euro che risparmiamo poi in diciamo, effetti di questi cambiamenti climatici. Ecco, si accennava appunto che per molte persone è quasi inverosimile, però effetti del cambiamento climatico è stato anche il disastro che è successo nelle Marche, come anche altri che si sono verificati poco tempo addietro, speriamo che non ce ne siano ancora, però purtroppo eventi estremi, manifestazioni quasi di carattere tropicale per le quali il nostro habitat non è avvezzo, non è neanche pronto a riceverli, no? No, beh, tra parentesi, dall'inizio del 2022 sono oltre 130 gli eventi estremi che hanno interessato l'Italia, e dal 2010 ad oggi oltre 1300, quindi stiamo parlando di una quantità di eventi molto numerosa e sempre più frequente. Consideriamo che solo quest'estate avevamo dei fenomeni siccitosi importanti, anche con grandi ondate di calore, che hanno cagionato molti morti in Europa e anche in Italia, e subito dopo abbiamo nubifragi con devastazione di territori, senza avere fatto un piano magari di invasi, di microlaghetti che avrebbero consentito da un lato una riduzione delle distruzioni dalle grandi piogge, e dall'altro magari anche quando c'è scarsità idrica poter accedere alla risorsa idrica per l'agricoltura. Riduzione delle emissioni di questi inquinanti, come potrebbe essere attuabile senza impattare a livello economico eccessivamente, quindi realizzabile concretamente? Beh, diciamo che qualche impatto alla lunga a livello economico, almeno nella fase iniziale, potrebbe esserci. Io inizierei da questo, che non ha nessun costo per nessuno, né per il cittadino né per il mondo delle imprese, ed è la proposta che abbiamo posto al governo a fine di agosto, e proprio in visione della crisi energetica in corso, sia quello di mantenere l'ora legale in maniera permanente, o perlomeno ad interim, in modo sperimentale, per far fronte a un tassello, che però è un tassello importante, di risparmio energetico. Mantenendo l'ora legale ad interim si risparmierebbero 500 milioni di euro all'anno in costi energetici, ma contemporaneamente ci sarebbe una riduzione delle emissioni climateranti di CO2 di 200.000 tonnellate in meno, che corrisponderebbero a piantare ogni anno in Italia 2 milioni di nuovi alberi. Ecco, questa per esempio è un'azione a costo zero, sulla quale, diceva lei giustamente prima, abbiamo attivato anche una petizione online sul portale change.org, e abbiamo ad oggi, decina di giorni, già raccolto oltre 55.000 firme. Abbiamo chiesto un incontro alla Presidenza del Consiglio, ad oggi non abbiamo ancora avuto alcuna risposta, ma immaginiamo anche che un governo, diciamo, in fase di chiusura abbia delle faccende correnti da risolvere. Sottoporremo al prossimo governo questa ipotesi, perché riteniamo che sia un tassello a costo zero. Poi ovviamente la transizione energetica verso le energie rinnovabili, le fonti pulite, ossia le fonti che non immettono in atmosfera sostanze climateranti come polveri, diciamo, derivati del carbone, gas e via dicendo, o CO2, la stessa CO2, è sicuramente la strada da percorrere. Ecco, questo fatto che non si sia ancora valutato di adottare, a parte a prescindere dalla situazione attuale, a livello annuale appunto l'ora legale, visto che comporta effettivamente un risparmio, c'è un'ora in più tra l'altro di luce solare, di radiazione solare, che per noi sarebbe importante per la nostra allocazione geografica del nostro paese, che non siamo la Spagna, non siamo la Francia e nemmeno l'Inghilterra. Perché non è avvenuto finora? E quindi quali potrebbero essere invece gli inconvenienti dall'adozione?
secondo lei? Allora, perché non è avvenuto finora, sinceramente, non facendo io il politico, non essendo in politica, non le Quindi è posso dare politica la una questione. risposta precisa, però le posso dire che c'è stata fatta una sperimentazione negli Stati Uniti che stanno per adottarla per molti stati, proprio Ah, ora legale per sempre, e da questa sperimentazione, oltre ai vantaggi economici per l'ambiente di cui accennavo prima, ci sono stati anche dei grandi risparmi in costi sociali. C'è stata una netta riduzione degli stupri, una riduzione di un 7% dei addirittura. furti e di un 37% dei reati in generale. Avere un'ora di luce in più nel pomeriggi, soprattutto invernali, significa anche per la salute avere occasioni di stare più tempo all'aria aperta, fare un po' di attività fisica e avere una maggiore produzione di serotonina all'interno del nostro sangue, che è l'ormone del buon umore, della felicità. Ovviamente c'è chi ritiene che può dare dei problemi a livello di ritmi circadiani, ossia di bioritmi, ma qualche minimo problema potrebbe anche esserci, ma nel bilancio tra effetti benefici ed effetti negativi, gli effetti benefici sono nettamente superiori. Assolutamente. Sempre a proposito di ricerca, questo invece era uno studio inglese che avrebbe confermato, da voi avallato tra l'altro e anche divulgato, la stretta connessione tra il tumore e le polveri sottili, il tumore ai polmoni e le polveri sottili che ci sono nell'aria. Questa volta non parliamo di CO2, ma parliamo proprio di PM10 o altre polveri sottili. Di che cosa si tratta? Esattamente, è il primo studio clinico che viene realizzato al mondo che conferma una stretta connessione, dimostrandola, tra soggetti che hanno respirato polveri sottili PM2.5, in questo caso soprattutto nelle città, nelle grandi aree urbane, e l'insorgenza di tumore al polmone, soggetti non fumatori. Noi sappiamo che il fumo è la prima causa di insorgenza del tumore al polmone, seguito dal gas radon all'interno degli ambienti confinati o indoor, che rappresenta il 10% dei casi. Questo studio, che è stato fatto prima su ratti, quindi su sperimentazione animale, e poi su uomo, prelevando dei campioni bioptici da persone ricoverate a Londra, in un ospedale londinese, e che non erano fumatori e che hanno presentato cellule tumorali strettamente correlate alla presenza del PM2.5 in atmosfera. Questo perché questa polvere sottile, che è un inquinante importante dell'atmosfera, è in grado di attivare dei geni che possono portare all'insorgenza di cancro e contemporaneamente disattivare altre sostanze che sono oncosoppressori, ovvero sia che ci proteggono dal tumore. È il primo studio clinico a livello mondiale e quindi è molto importante, non sarà l'unico, sicuramente sarà di stimolo per la ricerca a fine farmacologico, ma noi riteniamo che non ci si possa solo curare, bisogna fare soprattutto prevenzione riducendo le fonti di emissione dell'inquinamento atmosferico, e la prima via, ripeto, è quella di indirizzarci verso una economia verde, dove le fonti energetiche vengano principalmente da fonti di tipo rinnovabile. Ecco, per non addetti ai lavori, persone che magari non hanno studiato questi argomenti, tanti hanno riscontrato che dalle analisi che sono state fatte nel periodo del lockdown, lungo periodo del lockdown, la quantità di polveri sottili, non solo i PM10 ma anche i PM2,5, non era poi diminuita in modo così rilevante come si auspicava, nonostante il blocco del traffico veicolare, e quindi imputava il fatto che non era tanto questo ad essere la causa di una diffusione di questo particolato in atmosfera. È così secondo gli studi che voi avete raccolto? No, è proprio così. Nonostante il lockdown non c'è stata una riduzione delle polveri, ma il motivo è molto semplice. Durante il lockdown non stavamo in giro, stavamo a casa, e la prima sorgente di emissione di inquinamento atmosferico sono le combustioni per i riscaldamenti degli edifici, quindi delle nostre case.
e al secondo posto ci sono diciamo, gli allevamenti intensivi, soprattutto che nel nord Italia sono, in pianura padana in particolare, molto diffusi e che sono la prima sorgente per produzione di PM10 secondario, dalla cristallizzazione, lo dico in maniera semplice, in atmosfera, dell'ammoniaca che evapora dalle deiezioni animali. Solo al terzo posto abbiamo il traffico veicolare, seguito poi dalle attività industriali e dalle attività agricole. Quindi l'azione non può essere limitata al blocco del traffico piuttosto che ad azioni spot, deve essere un piano strategico complessivo che prenda tutte queste sorgenti emissive, le faccia proprie e veda di ridurle, e contemporaneamente è possibile oggi anche intervenire con riforestazione, piantumando alberi piuttosto che con verde verticale o come si dice, diciamo, tetti verdi all'interno delle città, perché uno studio inglese anzi americano, ha recentemente dimostrato che se si potesse raggiungere il 40% della superficie verde di una città, si potrebbe avere una netta riduzione dell'inquinamento, ma anche nel caso estivo come quest'estate riduzioni di temperatura al suolo fino a 8 gradi centigradi in tutta la città. E poi esistono oggi anche nanotecnologie, in mancanza di verde perché non ne abbiamo abbastanza, che sono dei coating fotocatalitici al biossido di titanio a base di etanolo che, vaporizzati sulle superfici lapidarie di palazzi, edifici, vetri anche, visto che sono autopulenti e trasparenti, sono in grado di, per contatto con l'aria, di eliminare moltissimo inquinamento atmosferico, e anche in questo caso si potrebbe avere una riduzione del 40% di tutto l'inquinamento di una città se, diciamo, gli edifici fossero trattati con questo sistema, che peraltro ha una durata nel tempo più che ventennale. Ecco, queste sono le cose che si possono fare a costi relativamente contenuti, in attesa che le economie cambino strada verso un'economia più sostenibile. Guardi Presidente, io la ringrazio tantissimo, starei con lei a chiacchierare tanto perché sono tante le domande che mi vengono in questo momento. Faremo una prossima puntata a questo punto, io la devo lasciare perché il tempo è volato a nostra disposizione, non c'è più. Le auguro naturalmente buon lavoro, so che deve partecipare anche a dei convegni importanti, sempre di informazione, di sensibilizzazione, tra l'altro sul territorio veneto, se non erro. Esatto, esatto. E quindi nei prossimi giorni. Ci rivedremo presto, grazie ancora. Bene. Grazie, buona Grazie a serata, lei. grazie a lei, grazie.